Ma mi mancavano proprio le video reaction. Ciao, benvenuti e bentornati sul canale Superavole, siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi ragazzi torniamo finalmente con i video reaction alle migliori giocate dei possibili colpi del Napoli. Così lo devo chiamare perché Luis Enrique potrebbe essere un futuro colpo del Napoli. Ma prima di parlarne, prima di arrivare a guardare le sue migliori giocate, vi chiedo di lasciare un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale. Arriviamo a 20.000 iscritti su questo canale perché molti di voi guardano il video e dice ma che cazzo per chi? Se invece no, perché ci torni? Furbacchione, mattacchione, no, a parte gli scherzi, arriviamo, che ne so, pure a 13.000 iscritti. Step by step, così si dice, no? Allora ragazzi, parliamo oggi di questo Luis Enrique. Io vi dico la verità, non lo sapevo. Cioè io pensavo che l'unico Luis Enrique fosse l'allenatore, no? Spagnolo. Come se mi sa fa pure in diretta un cop. L'hanno fatto. Questo invece è Luis con la Z. È un esterno d'attacco brasiliano, molto giovane perché classe 2001, ex Fluminense, arrivato quest'estate in Liga al Real Betis e con l'Italia già ci ha avuto a che fare. Infatti ha fatto un gol alla Roma, godo, no vabbè così per il meme, nella fase a gironi di Europa League, quindi ha già assaggiato diciamo quello che potrebbe essere una sua possibile, probabile futura avversaria. Intanto 0-1 gol di Osimhen, così. Quindi da cosa dipende però l'acquisto di questo giocatore? Dalla partenza di uno dei due esterni d'attacco, o Lozano o Politano. Voi lo sapete, io comunque preferisco Politano a Lozano, però il Ciuchi sta facendo il suo, che si sa da ricevere. Però vabbè, quello è un altro fatto. Mo vediamoci le migliori giocate perché non lo conosco proprio. Fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate di questo giocatore. Ok. Questo è bellissimo. Eccolo qui. Vediamo. Allora, tra l'altro questa è la prima volta che vedo anche queste clip perché non lo conosco proprio. Sto brand mu adesso insieme a voi, quindi vi riservo questa esclusività. Guardiamo qui, ecco qui, la giocata se lo fuma e niente, se ne va. Chi si tiene? Che serpentina. Tieno pizzi la serpentina. Questo dove può giocare? Sia a destra che a sinistra, perché qui lo sto vedendo particolarmente giocare a destra sulla corsia, vabbè, tipo Lozano e Politano, quindi mi trovo, ma dalla clip precedente ho visto che potrebbe giocare anche a sinistra. Ma potuto mettere un po' ste Barascheia fratam. Si vede che è brasiliano, perché fa tutti sti giochetti, sti fat suoi, si vede. Ecco, vedi in questa clip per esempio sta giocando a sinistra al posto di Kvara, se vogliamo dirla tutta. Però la maggior parte delle volte lo vedo a destra. Qui bellissima galoppata, sgroppata. Però forse si mettesse un grosso in mezzo. Hai capito che si brasiliano che tiene la serpentina, tiene un vizi e sta giocato. Io a così che manna un euro. E ok, però un cross, cioè perché se no mi prendo un Lozano brasiliano così. Oh, rigore, arbitro, rigore. Chi era rigore? Arbitro, questo era rigore. Con Godin ce l'ha il tocco. Qui spalle alla porta, vediamo cosa fa. Colpo di tacco, quindi Buchinair. Colpo di tacco. Fulmine Fratom. Mirano un po' che sta combinando questo. E poi golasso. Il primo gol di queste clip è arrivato al minuto 1,54. Sta a posto, quindi penso ne vedremo delle altre di giocate con gol nel finale. Comunque Kill è scivolato, arbitro, è scivolato, non è che l'ha ittato in terra, è proprio da finire un burrone. Che golasso. Qui spalla alla porta, si gira, tocco, poi golasso sotto l'incrocio. Quindi questo, oltre ad avere il dribbling, oltre ad avere la corsa, oltre ad avere un bellissimo tocco da brasiliano puro, si vede, quindi tutte le sue giocate, le movenze eccetera, c'ha anche il vizietto, mettiamola così, del gol. La faccio, cazzo, che gol che ha fatto qui. Che gol di sinistro, che gol. Mamma mia, sotto ferro l'ha messo. Bravo. Se non ci pego. Se non ci pego. Luis Maris. Se non ci pego. Qui contro due. Se ne va. 1-2 e chiurlo, mamma mia, sono gli egoisti. Ruleta!
e l'arbitro dà il giallo, penso dopo, spero, perché ha interrotto una bellissima azione. Bello stop qui, vediamo. Oh, ma che è? Un Milan, stava giocando contro il Milan? No, il Flamengo forse era, non so, c'è sto genere, non so. Comunque qua in mezzo a tre, guarda, ma si vede. Guarda un po', non lo so chi mi sembra, qualche brasiliano, vabbè, che tutti i brasiliani comunque fanno tutte queste giocate, quindi vi potrei dire pure Neymar così a caso. Qui comunque bel gol, anticipa diciamo il portiere con la punta. Finta, bustaccia, grandissimo, grande. Qui vediamo cosa fa. Sto solo non sta facendo fare niente, infatti non ha fatto niente. Che clip è? Signori, che clip è questa? La via do portiere, come ti sei permesso di parare questo tipo? Di Luis Enrique, pensavo fosse fuori, pensavo fosse un tiro di merda, e invece no. Ha fatto un bellissimo gol. Palo, quindi tenere pure un po' che. Palo, quindi un po' di culo. Vedi come ballo, no? Un po' di culo ce l'ha e a noi serve. Di testa, cross, gol. Penso che era quello che ha fatto il cross, non quello che. Sì, sì, che te ne capi il. Non lo so di che sì, stato. Voglio c'ha questa finta che ti manda proprio un euro. C'ha questa finta che ti manda proprio un euro. Qui altro bel gol sotto le gambe del portiere. Quindi il vizietto del gol, ripeto, ce l'ha. Non solo questo vizio, diciamo, da classico brasiliano delle finte, c'ha proprio il vizietto pure del gol. Qui vediamo, c'è questa finta che mi manda proprio in estasi. Luis Enrique mi manda in estasi. Luis Enrique, ti amo mamma mia. No, è qui il portiere che si è permesso un'altra volta di pararla. Qui colpo di testa, addirittura di testa qui ha segnato. Sì, penso sia lui, di testa, che la gira bene sul secondo palo. È anche alto, non lo so quanto è alto. Questa è l'unica cosa che non ho visto. Qui bell'assist, bello stop, spalle alla porta, poi bell'assist, quindi vede anche il compagno. E che spacci mi culo il tuo compagno, tra l'altro. Chi era? Lobotka? Perché era un centrocampista. Qui, vabbè, che scivolata, vabbè, qua è scivolato, non è successo niente. E il golletto, facile, e l'esultanza, facile, questo è per me, questo cuore. Ti amo già, veramente, ti amo già. Tra l'altro, non dimentichiamoci che uno forse dei primi video usciti qui su YouTube, delle migliori giocate che ha portato, tra l'altro bene, infatti mi state ancora parendo e commentando, è quello di Kvaratskhelia. Vabbè, io non è un segreto che già lo amavo prima ancora del Napoli, ha portato bene, quindi vediamo, magari questo Luis Enrique fa la stessa fine, perché questo secondo me è un vero talento, cioè questo c'ha veramente un bel talento, guarda, a parte la parata del portiere, però c'ha un bel talento, muove bene il pallone, ha potenza fisica. Questo è fallo, arbitro, vuoi sapere niente? Potenza fisica, tra l'altro, come vediamo anche da quest'altra clip, ma già me ne ero reso conto, può giocare anche a sinistra nell'evenienza. Però vedi, comunque tende a farti sempre la giocata, e quella giocata comunque ti crea in teoria sempre la superiorità numerica. Perché Mannaneura 1, Mannaneura Nat, vedi, guarda qua, guarda, peccato per il non gol. Vediamo qui, il portiere sciuto fu pallonetto, no, e invece l'assist, vedi, non è egoista, qua poteva fare assolutamente, diciamo, Luca Fun faceva il pallonetto, così, a valle va a finire coppa traverse, quindi a stammava, no. Invece lui no, ha fatto finta di tirare, ha fatto l'assist per Osimhen, perché qua giocava già con Osimhen. Vediamo qui invece cosa fa, e vedi, mamma mia, per quando è uscito questo pallone, Questo invece era proprio di Politano. Questo, cioè il tiro di Politano e l'accelerazione, minchia, c'è una bella accelerazione. Questo potrebbe fare veramente bene, perché tenisse un giocoliere a destra, un giocoliere a sinistra, mamma mia, che ha combinato con Kill Duck, e ci divertiremo, perché siamo tutto sabato e domenica, diciamo, ad un circo, no a tre partite allo stadio, cioè vai proprio al circo. Vedi come ti crea la superiorità, perché in due sono stati mandati proprio al bar
da una sua finta. Qui altra finta, che è quella la sua classica, dove si sposta praticamente il pallone. Qui invece vabbè, Ait proprio ci prim direttamente sotto la porta, lo portiere 2. Veramente bravo. Mi auguro, vi dico la verità, che lo possiamo prendere poi al di là del fatto che se ne va uno, se ne va l'altro. Credo che questo veramente ci abbia tanto talento. Era la prima volta che lo vedevo, però si vede, il tocco ce l'ha. È brasiliano, tra l'altro è giovane, classe 2001, giunto li Ossapim. Comunque il Napoli in generale va sempre a scovare questi talentini. Speriamo bene, spero che il video vi sia piaciuto. Vecchie vibes, le video reaction lo sappiamo, ci piacciono sempre. A me piace di registrarle, a voi piace di vedere. Lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo in un prossimo video. Vediamo se possiamo reagire a qualcun altro. Ciao, e sempre Forza Napoli, sempre.